Non c'è un attimo di respiro per la Superlega di volley, che ha visto un unplan dei sestetti triveneti nella 13ª giornata della stagione regolare. Chioene Padova e Diatec Trentino si sbarazzano in 4 set rispettivamente di Tonno Callipo Vibo Valencia e Bunge Ravenna, mentre Calzedonia Verona non lascia neppure una frazione di gioco alla matricola Castellana Grotte. Il Nord-Est continua ad occupare posizioni di prestigio nella graduatoria dal 4° al 6° posto e si prepara al derby di giovedì sera tra Scaligeri ed Euganei, confronto che non ha mai visto i padovani imporsi sul parquet dei veronesi, ad una sola lunghezza questi ultimi dalla 4ª piazza occupata da Trento, ma con la gara contro Latina da recuperare. Le considerazioni del dopogara alla Chioene Arena di Padova. Adesso il campionato siamo nella seconda parte, ogni partita è importante, abbiamo capito che possiamo fare bene, però abbiamo fatto ancora gran poco, nel senso che ogni partita è una sfida. E questo campionato è un campionato molto difficile dove tutte le squadre sono attrezzate e contro le quali si giochi male più o meno perdi con tutte, come dimostrazione anche delle partite passate. Quindi niente, ragioneremo come faremo sempre partita per partita, cercando sempre di cogliere le occasioni che ci si presenteranno. E a proposito del derby veneto di giovedì sera a Verona? Dobbiamo giocare al meglio di noi stessi, dare tutto, perché sicuramente non è una sfida facile. Loro in questo momento stanno passando un buon momento e quindi dobbiamo dare il meglio di noi stessi. Per la squadra di Lorenzetti, la cui trasferta a Castellana Grotta è stata posticipata a mercoledì 24, c'è l'attesissimo big match di domenica 14 contro i campioni d'Italia di Civitanova al Palatrento, per capire se i trentini, apparsi in netta ripresa, sono tornati ai più alti livelli competitivi.